L'Istituto Comprensivo di Isola del Liri promuove sul territorio la propria offerta formativa per l'anno scolastico 2022-2023. Visto il perdurare della pandemia da Covid, l'Istituto ha preparato un video illustrativo diffuso sulle piattaforme digitali da rivolgere agli alunni e alle loro famiglie impegnati nella scelta della scuola. L'Istituto di Isola del Liri si sviluppa su 2 comuni, Isola del Liri e Castelliri, ed offre ai propri alunni una formazione a 360 gradi per sviluppare al meglio le peculiarità di ogni bambino. L'Istituto Comprensivo di Isola del Liri è da anni che ha intrapreso un percorso un po' diverso, quindi noi stiamo lavorando sull'innovazione didattica, soprattutto per garantire le competenze del futuro e l'inclusione. Continuiamo nel percorso che abbiamo intrapreso già anni fa relativamente al coding. Il pensiero computazionale oggi nella nostra scuola è ordinamentale, non è una novità. Dall'infanzia all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado i bambini programmano e quindi questo servirà loro sicuramente per trovare lavoro nel futuro, visto che i lavori del futuro saranno basati tutti quanti sulle competenze informatiche, oggi sono più che necessarie. Continuiamo inoltre nel percorso relativo alle competenze linguistiche, quindi noi continuiamo a fare certificazioni Trinity dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado ed è un'attività alla quale teniamo molto. I nostri bambini aderiscono tutti ai giochi matematici della Bocconi, questo perché la matematica viene sempre vista un po' come uno spauracchio, invece l'approccio ai giochi matematici della Bocconi è quello di una matematica diversa, una matematica di gioco, come dire, attinente alla realtà, e quindi i bambini sono molto contenti e raggiungono anche degli ottimi risultati. Quindi queste sono tutte attività che vengono svolte naturalmente perché c'è un corpo docente molto motivato e molto aggiornato. Stiamo continuando ad attrezzare, a rinnovare tutte le nostre aule con le attrezzature informatiche e i banchi, diciamo, innovativi, questo per garantire un tipo di didattica costruttivista, quindi a gruppi e non solo frontale, in cui viene incentivata la capacità dei bambini di apprendere da soli, perché come si sa la didattica, la conoscenza va costruita dal bambino e non solo trasmessa, è più incisiva. Continuiamo nel percorso di formazione di tutti i docenti per garantire l'inclusione, quindi screening per i bambini DSA con disturbi specifici dell'apprendimento per metterli in condizione di imparare meglio, quindi adottiamo anche delle strategie che consentano loro di superare questo tipo di problematiche. Screening per i bambini plus dotati, che oggi questa è una novità, e i bambini plus dotati rappresentano il 2% della popolazione totale. Sono bambini con grandi talenti, ma spesso con delle problematiche dal punto di vista affettivo. Individuarli e utilizzare delle strategie che li valorizzino è importantissimo, perché altrimenti sono dei talenti che possono perdersi. Per quanto riguarda tutte le attività che noi facciamo di contatto, purtroppo in questo periodo continuano a essere un po' limitate. Abbiamo ripreso la didattica in presenza, ma questo già dall'anno scorso, in maniera, come dire, tranquilla, anche perché la gestione dei positivi oggi è, con l'aiuto dell'ASL, estremamente, diciamo, c'è un protocollo che consente, voglio dire, di stare abbastanza tranquilli e di gestire le situazioni. L'ampia offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Isola del Liri e Castelliri è arricchita dall'attenzione ai linguaggi non verbali, arte, musica, teatro e sport. Sul sito dell'Istituto Comprensivo di Isola del Liri sono disponibili il video illustrativo e tutte le informazioni per conoscere nel dettaglio l'offerta formativa dell'Istituto.